5 giorni filati, a disposizione 24 ore su 24 per aiutare, soccorrere, confortare e risistemare la distruzione ad Arquata e Pescara del Tronto. Ed ora è il momento del ricambio per i primi 64 vigili del fuoco veneti impegnati inizialmente sul versante marchigiano colpito dal sisma. I 55 colleghi che gli hanno dato il cambio saranno invece prevalentemente impegnati ad Amatrice. Il cambio numericamente grosso modo rimane quello, è in leggera diminuzione per quanto riguarda il cosiddetto settore USAR. Gli USAR sono quegli specialisti che intervengono in caso di macerie per ricerca di persone. Ecco, abbiamo ridotto il contingente proprio perché ormai le necessità di trovare ulteriori persone vengono ad affievolirsi, perché si parla di una decina ancora di dispersi, quindi i numeri sono abbastanza pochi per tutte le unità d'Italia che sta operando in loco. Specifichiamo bene invece chi è che sta operando ancora con il ricambio e chi sta intervenendo sostanzialmente. Sì, ecco, nel ricambio, oltre a questi USAR detto prima, che è personale di Treviso, Venezia, Padova e Verona, abbiamo una cosiddetta sezione operativa di Belluno che è andato in cambio a quella di Verona e poi chi sta gestendo il supporto logistico, per cui delle unità di Treviso che hanno cambiato altre unità di Treviso per ospitare i vigili non soltanto venete ma di tutte le regioni sul campo. Avete poi due strutture molto importanti, una si può definire una sala operativa mobile. Sì, ecco, è novità di questa mattina, ci è stato richiesto di inviare una cosiddetta UCL, unità di comando locale, che non è altro che un centralino mobile, nelle località, più precisamente in realtà a Rieti, per tenere i collegamenti fra le nostre strutture e la cosiddetta DICOMAT, che sarebbe la sezione di comando e controllo della protezione civile. In più avete anche la gestione di uno di 4 minicampi base. Sì, ecco, come dicevo prima, noi abbiamo anche qui un supporto logistico che può ospitare 40 unità, per cui il nostro con altre sezioni logistiche di altre province costituisce un campo che può ospitare 160 unità vigili del fuoco.